Io ho l'onore di avere con me anche l'amico Benetti di Singenta, il quale ci darà una delucidazione degli interventi che abbiamo fatto, in particolar modo Axel One, che è un diserbo Singenta molto interessante, molto importante, e in più abbiamo fatto in seconda battuta, quindi in foglia bandiera, abbiamo fatto è la Tussera, a 1 litro per ettaro. E quindi io do la parola all'amico Benetti, che ci dà alcune delucidazioni in merito. Prego. Grazie Arnaldo. Niente, qui è stato utilizzato Axel One al massimo dosaggio, presumo, vero Arnaldo? Siamo andati su 1,2 litri. Sì, 1,2 litri. Il prodotto è un prodotto completo per controllare sicuramente le principali infestanti graminacee che sono sul nostro territorio, quindi mi riferisco in particolare ad avena e all'opecuro. Poi in certe situazioni anche ci sono delle presenze piuttosto massicce anche di l'oietto, non so se qui ci fosse anche dell'oietto, quindi abbiamo sicuramente anche qui, e quindi ha fatto molto bene. E vabbè, nella nostra zona controlla anche la falaride, ma nella nostra zona diciamo che questa infestante è molto rara incontrarla. Il prodotto è un prodotto One Pass completo che si avvale della presenza anche di un principio attivo che fa le foglia larga e quindi ha un controllo completo per quanto riguarda sostanzialmente il nostro territorio, le principali infestanti che noi incontriamo sia mono che dicotiledoni sull'azienda. Per quanto riguarda invece il discorso l'Elatusera secondo me ha adottato una strategia estremamente giusta Arnaldo nel applicarlo nella foglia bandiera e in particolare al massimo dosaggio, perché quest'anno la pressione che c'è stata fin dall'inizio nei confronti della coltura, in particolare per pressione di ruggini e di septori, è stata molto alta. Per cui questo ci ha protetto e ci ha permesso di arrivare poi nell'epoca della fioritura in una condizione con una foglia bandiera e con una spiga direi visivamente, indiscutibilmente molto sana. Per cui secondo me la scelta anche oltre dei prodotti che della strategia è stata estremamente azzeccata.